Eletti i nuovi consiglieri regionali, ora serviranno un paio di settimane per convocare la prima seduta del Consiglio e un'altra per avere la giunta. Quindi i consiglieri nominati assessori lasceranno il Consiglio e allora la nuova legislatura prenderà ufficialmente il via, con una priorità già ben chiara, come spiega il presidente uscente, riconfermato con autorevolezza sulla spinta di quasi 10.000 voti. L'autonomia sarà sicuramente uno dei temi che impegnerà la prossima legislatura, e sia il Consiglio che la Giunta. Il Presidente Zaia su questo andrà a Roma anche con un mandato popolare ancora più importante. Avere un Presidente che ha avuto dai propri cittadini oltre il 76% di consenso gli permette di andare sui tavoli romani e battere i pugni. Ma nel programma di governo regionale c'è spazio anche per altre iniziative, dalle case di riposo alla sanità. Una legge sulle IPAB, un tagliando la riforma sanitaria, perché questi mesi di emergenza ci hanno messo in evidenza alcune cose che dobbiamo ritarare, alcune norme ambientali che servono per rendere ancora più adeguata la nostra legislazione. E poi obiettivi nuovi, comprese tutte le cose non fatte nella legislatura precedente. Una maggioranza così netta permetterà di varare leggi più rapidamente e con procedure più snelle. La semplificazione del quadro politico dei gruppi consigliari permetterà secondo me di organizzare meglio i lavori sia in commissione che in aula. Poi una maggioranza che comunque gode di un ampio, consenso sul territorio, riportato poi specularmente in aula, penso permetta di fare delle leggi in maniera ancora più puntuale e precisa. Che questo Consiglio regionale sia davvero la fotografia di quello che i veneti volevano lo dicono i numeri. Con una percentuale superiore al 60%, infatti, non scatta nemmeno il premio di maggioranza, quindi i consiglieri eletti sono esattamente quelli votati, una fotografia fedele del Veneto che dà ancora più forza e valore ai risultati delle urne.